Vado, ma dove vado? Se la mia meta sei solo tu. Volo, ma perché volo? Se che la nuvola non sei tu. Vivo ma non lo so se sono vivo. La vita è bella solo insieme a te. Cuore che batti cuore, alla porta non sei mai tu. Scendo di notte scendo, perché non voglio sognarti più. Ti sento rinde passo che cammino, come se stesse qua vicino a me. Dinda all'aria ci stai tu, mezzanotte ci stai tu, in faccia gente ci stai tu, ci stai tu. Mamma mia, quante emozioni, mamma mia. Bello. Bello, bello, bello. Mi sento solo il dovere di dirti grazie, mister. Sì, perché questo 80%, seppure 90%, è tutto merito tuo. Grazie, mister. Io spero che rimane, perché hai fatto un grandissimo lavoro, ma proprio grande. La squadra che stava a 10° posto, giocatori riconoscibili, e li hai cambiati mentalmente. Lo so che tu sei un juventino puro sangue, lo so, a me mi dovrebbe non far piacere, però hai sposato la causa Napoli, hai condotto il mio Napoli a vincere il 4º scudetto di fila. E io ti voglio ringraziare veramente, perché è bella, 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 perché si è visto che hai dato l'anima. Spero che rimani, mister. Se andrai via, c'ho rammarico, ma tanta stima, tanta. Però ricordati una cosa, io spero che rimani. Si sentono insistentemente voci che tu te ne andrai a Torino, sei juventino puro sangue, è giusto che vuoi andare dalla tua Juve. Però una danna ci può fare. E un'altra cosa ti voglio dire, non me ne vogliate male, cari rubendini, come vi chiami, come a noi nessuno. Conte ha vinto gli scudetti con la Juve, con l'Inter, ma come a noi no. Perciò dico io, uno scudetto nostro vale a 30 questo a 20 kg l'Inter. Non per essere presuntuoso, ma così. Si motivi più bello del mondo, più caloroso, e Conte si è divertito un sacco, Conte lo sa. Conte lo sa bene. Allora, io 2 o 3 giorni fa ero convintissimo che Conte andava via. Non so perché. Questa convinzione sta scemando e penso che un altro anno se lo vuole fare a Napoli. Penso che, a parte che di contratto ce l'ha, però De Laurentiis non lega nessuno. Sicuramente se vorrà andare via troveranno un accordo, perché per un grande allenatore, grande persona, ecco, a differenza tra noi, per dire, agli indeisti, è stato andare all'Inter, non c'è sta un indeista, non c'è uno che lo elogia, eppure ha fatto vincere scudetto, non c'è uno che lo elogia. Conte se ne potrà pure andare quando se ne andrà, se se ne andrà adesso, ma non avrà più, e dico più, quel rancore che c'era tanti anni fa. Poi si cresce, è normale, si matura, come giustamente maturo io, matura lui. Passare degli anni, e niente, mister, pensaci bene, perché come a noi nessuno, e tu sei buono. Grazie, mister, grazie.